diciamo, a ragionare appunto anche del ruolo dello speech GR, di quello che stiamo facendo, voglio chiedere a Valentina Nelli di parlarci del tema dell'esperienza della contrattazione distrettuale come strumento per il territorio, raccontandoci il caso delle valli del Taro e del Ceno, quindi siamo in provincia di Parma. Provincia di Parma, le valli del Taro e del Ceno sono un territorio prezioso ma assolutamente fragile, che negli ultimi decenni ha visto calare la popolazione e invecchiare la struttura demografica in modo importante, con conseguenze devastanti, direi, sui servizi, sull'economia e sulla coesione sociale. Un territorio in cui la popolazione anziana ammonta al 30% ed è l'unico territorio dell'Emilia-Romagna in cui in questi 12 anni si è perso costantemente un pezzo della popolazione, ammonta al 7,5% il calo demografico. Questo dimostra che il territorio delle Alte Valli non basta, per come è configurato, a trattenere le famiglie e nemmeno ad attrarle. Che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato attraverso il rilancio della contrattazione distrettuale, utilizzando i fondi, ma non solo i fondi delle aree interne, anche fondi diciamo FESR o in questo ultimo caso anche il PNRR, di provare ad arginare il fenomeno dello spopolamento appunto attraverso la contrattazione. Abbiamo fatto un accordo sindacale all'interno del quale abbiamo provato a mettere attorno a un tavolo sindacati, associazioni datoriali, enti locali e comunità per definire le priorità comuni. Stiamo parlando di 16 comuni, lo dico anche, 10 in mano al centro-sinistra e 6 in mano al centro-destra, perché questo non è un dato secondo me poco significativo, ed è 8 di questi comuni hanno il reddito pro capite più basso degli 8, sono gli ultimi 8 comuni della provincia per quello che riguarda l'aspetto reddituale. Il filo conduttore di questa contrattazione è stato proprio il tentativo di provare ad arginare la lotta allo spopolamento, che si può combattere secondo noi solo garantendo servizi, lavoro e qualità della vita. La contrattazione distrettuale io credo che abbia avuto il merito di legare queste dimensioni. Noi siamo convinti che non bastassero incentivi alle imprese se il territorio non era vivibile, non basta investire sulla scuola se mancano i servizi per le famiglie o prospettive per i giovani o se gli anziani sono abbandonati a se stessi. Gli accordi distrettuali hanno sostenuto progetti mirati e coordinati dalla sanità al sociale, dalla scuola al turismo, con l'idea di costruire un ecosistema territoriale che trattenga e attragga la popolazione. Sono stati investiti, per quello che riguarda i fondi STAMI, visto che oggi gli SDAI, che sono quelli che vengono trattati oggi, 7,5 milioni di euro nel ciclo 2014-2020 e impegnati invece il 21-27 quasi 7 milioni di euro. Gli investimenti sono stati fatti su turismo, cultura, inclusione sociale, istruzione, formazione, trasporti, ambiente e sociale e sanitario, con una visione integrata dei due ambiti. Devi farmi un'altra domanda o vado spedita? Vado spedita. È interessante capire dove e come sono stati progettati e spesi poi questi soldi, a partire dal potenziamento dei servizi socioassistenziali, con essi lo sviluppo attraverso anche il PNRR delle case della salute, oggi case della comunità, che costituiscono un importante snodo per quello che riguarda la cura e la salute dei cittadini, e dall'integrazione tra sociale e sanitario, grazie anche all'accordo fatto sul punto unico di accesso, che ha appunto il compito di integrare le strutture sanitarie con quelle sociali. Questo territorio vede attive 5 case della comunità, Bedonia, Medesano, Berceno, Fornave Varsi, un ospedale della comunità che è quello di Borgotaro, che funge da riferimento per tutto il distretto. Questo consente ai cittadini di trovare una risposta sanitaria completa, cure per cronici, supporti domiciliari, medici di medicina generale, infermieri, specialisti e assistenti sociali che collaborano attivamente appunto in un'ottica integrata. Lo sviluppo della figura, questo finanziato con fondi delle aree interne, dell'infermiere di comunità, in particolare per il comune di Varsi, che è un comune più isolato rispetto agli altri, ha rappresentato un esempio concreto di come sono stati spesi appunto i soldi. La figura dell'infermiere di comunità rappresenta un presidio fondamentale di prossimità, capace non solo di offrire un'assistenza di primo livello, ma anche di collegamento, rappresenta anche il collegamento tra i cittadini e i servizi.
Abbiamo rafforzato sempre attraverso l'utilizzo dei fondi sulle aree interne la domiciliarità, quindi i servizi di domiciliarità, il servizio anche di trasporto sociale, e questo consente soprattutto alle persone anziane di essere assistite a casa propria, e questo è un tema non trascurabile per gli anziani. Nel comune di Borgotaro abbiamo fatto anche però questo con fondi, diciamo, delle aree interne. Abbiamo provato a finanziare, si è provato in un'ottica concertativa, ecco, dirò così, a finanziare un progetto di monitoraggio degli anziani a distanza. Il 30% degli anziani che sono in questa valle, più o meno il 75% sono anziani soli perché i figli lavorano da un'altra parte, quindi il loro desiderio era quello di permanere a domicilio. L'idea è stata quella di provare a mettere a disposizione la tecnologia verso queste persone per fare in maniera che potessero rimanere il più possibile a casa loro attraverso l'utilizzo di sensori e dispositivi GPS che monitorano i movimenti dell'anziano e che ne localizzano anche la posizione, e se si riscontrano anomalie viene chiesto l'intervento dei volontari, in questo caso della Croce Rossa. La richiesta degli anziani di poter rimanere al proprio domicilio è un tema secondo me centrale anche per il futuro. E nonostante nelle alte valli siano presenti 9 case protette, di cui un ex IPAB, 8 CRA, 2 strutture private e un nucleo di co-housing o social housing, chiamiamo come volete, più social housing che co-housing, che sono le case di titoli in cui è attivo un portinato sociale H24, gli anziani però vogliono, io penso giustamente, invecchiare serenamente a casa loro, e io credo che la tecnologia possa dare loro una mano in questo senso. Per questo si è fatta questa sperimentazione utilizzando appunto una pista di finanziamento dei fondi europei. Questi interventi io credo che non solo migliorino la qualità della vita, ma evitano che le persone siano costrette a lasciare il territorio per cercare altrove cure e assistenza. Accesso alla sanità è stata centrale, accanto alla sanità, è stata centrale anche l'attenzione verso la scuola, quindi parlare anche di giovani. Siamo in presenza di 5 istituti comprensivi, dal nido alla scuola media, Bedonia, Borgotaro, Mezzano, Fornovo, Varano delle Menegali, e 2 istituti superiori, Borgotaro e Fornovo, con un distaccamento anche su Bedonia, in cui sono stati realizzati anche attraverso l'utilizzo dei fondi SNAI e STAMI non solo il miglioramento di alcuni plessi scolastici, ma anche l'attivazione di laboratori digitali, attrezzature per esempio per la cucina, nuove aule per scienze, per innovare l'offerta formativa con indirizzi sempre più legati al territorio. Quindi accanto ai licei storici si sono creati percorsi per accedere al diploma quinquennale di meccanica meccatronica, finanza e marketing, operatore socio-assistenziale, operatore di cucina, giusto per raccordare anche la scuola in parte alle esigenze del territorio. Noi pensiamo che un territorio che non è attrattivo se non offre opportunità anche dal punto di vista culturale e turistico. In questo senso la contrattazione distrettuale ha favorito interventi sulla valorizzazione del patrimonio locale, anche sulla sentieristica, sul recupero dei borghi, sulla promozione di eventi culturali e tipicità enogastronomiche. Tutto questo io penso che contribuisca a dare un'immagine di territorio vivo, accogliente e competitivo. In sintesi, la contrattazione distrettuale si è rivelata un elemento strategico per governare lo sviluppo delle valli del Taro del Ceno. Non basta il finanziamento, servono anche una visione condivisa e la capacità di coordinare gli interventi per trasformare i fondi in progetti che migliorano la vita delle persone, rendendo questo territorio un luogo in cui rimanere e in cui magari scegliere di venire a vivere. La sfida per il futuro sarà quella di consolidare quanto è stato fatto e di continuare a investire su sanità, scuola, attività per un territorio che non sia solo bello da visitare, ma anche giusto e sostenibile da abitare. Dovremo sempre più rafforzare l'utilizzo dei fondi, non solo, come dicevo, la SNAI, la STAMI, ma anche i fondi strutturali e tutti i fondi europei, il PNRR, tutti i fondi che verranno messi a disposizione per il futuro, perché io credo che quello sia il modo anche per dare risposte di risorse che sono centrali per il rilancio del territorio. Purtroppo noi nel nostro paese progettiamo poco e molto spesso non riusciamo ad andare a intercettare i soldi che ci vengono proposti anche dalla comunità europea. Credo che questa realtà
insomma quella delle valli del Taro del Ceno, sia un po' l'esempio di come un patto sociale integrato in cui ognuno esercita il proprio ruolo e al sindacato viene riconosciuto il ruolo e la capacità di proposta in un'ottica negoziale sia molto importante anche per il futuro di quel